Caccia ai 4 banditi che armati di pistola hanno fatto irruzione nel supermercato Coop di Cornuda fuggendo con un bottino di 9.000 euro. Episodio gravissimo, ora abbiamo paura, dice la gente. Inizia all'insegna dei furti il nuovo anno a Quinto, case e garage razziati, via auto preziosi, i cittadini postano sui social le stanze a soqquadro, il sindaco promette più controlli dei vigili e più telecamere. Sulla rivolta dei sindaci contro il decreto sicurezza di Salvini interviene il governatore Zaia, democrazia e rispettare le leggi dello Stato, le norme si possono impugnare, chi si rifiuta cade nell'illegalità. Pronti a favorire ogni forma di protesta contro la mancanza di umanità del decreto sicurezza, il Partito Democratico di Treviso lancia la protesta alla legge di bilancio il 12 gennaio. È riuscita a lasciare l'isola in cui era bloccata per l'arrivo di una tempesta e raggiungere Phuket, la famiglia di Alessandro Motter, viticoltore trevigiano. Tezze di Piave in lutto per la scomparsa ieri sera all'età di 101 anni di Arcangelo Baseotto, per tutti il bersagliere del Ghibli, ma soprattutto l'italiano che ha fatto la barba alla volpe del deserto. Tutto pronto ad Arcade per l'accensione domani sera del più alto panevin della Marca, arrivato alla sua 52esima edizione. La catasta di legna supera i 10 metri, attese migliaia di persone. Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale di Treviso e cominciamo, lo avete sentito, dalla grande paura vissuta a Cornuda nelle scorse ore per la rapina attorno alle 19 di ieri sera, quando un comando ha assaltato la Coop e fuggendo poi con un bottino di circa 10.000 euro. Tanta paura. Tanta paura. Una rapina come non se ne vedevano da tempo e sicuramente messa a segno da professionisti. È accaduto in pochi secondi ieri sera a Cornuda, alla Coop di via Brentella. Erano passate da poco le 19 quando due uomini con il volto mascherato hanno fatto irruzione nel negozio, pistole in pugno, puntando dritti alla cassa. Lì hanno intimato al personale di consegnare il denaro e con circa 1.000 euro in mano si sono diretti nell'ufficio del direttore, che hanno minacciato per costringerlo ad aprire la cassaforte. Racimolati altri 9.000 euro, i banditi sono fuggiti assieme a uno, forse due complici che li attendevano all'esterno a bordo di una Alfa Romeo Giulietta di colore grigio. L'auto, risultata rubata a Montebelluna, è già stata ritrovata. Ho sentito a sgomare ieri sera, che passai, perché abito appena là. Ho sentito le macchine che sgomeavano, ho detto Madonna, ma cosa fai chi dei quinti? Sotto shock personale, clienti del negozio increduli e impauriti per l'episodio dai contorni inquietanti. È una roba che non si può descrivere. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito. Sì, appunto. Per fortuna, perché sennò se te reagisci un po' non si sa cosa chi fai. Il comando si è poi defilato riuscendo a far perdere le proprie tracce. Dai racconti dei testimoni, due banditi si sono espressi in italiano senza particolari inflessioni, indossavano entrambi i guanti per coprire le mani ed erano vestiti completamente di nero. Impossibile stabilire se le armi impugnate fossero vere o pistole giocattolo. Subito dopo il blitz a Cornuda sono arrivati i carabinieri che hanno raccolto ogni elemento utile alle indagini. La caccia ai banditi è aperta. Non l'unica rapina dunque, perché a Preganziolo un 19enne ha denunciato di essere stato rapinato di soldi e telefono da un malvivente. Avvicinato in piazza da uno sconosciuto che gli ha puntato contro un coltello, intimandogli di consegnargli i soldi che aveva nel portafoglio e il telefono cellulare. La disavventura mercoledì sera a Preganziol, vittima uno studente 19enne che ha subito chiesto aiuto ai passanti. Piazza Tegon, 21:30. La zona non è coperta da telecamere. I carabinieri della stazione di Mogliano Veneto, subito intervenuti, hanno raccolto la testimonianza del ragazzo e da lì avviato le indagini. Il malvivente che lo ha rapinato indossava un giubbotto scuro, jeans e un berretto nero. È riuscito a scappare con smartphone e circa 80 euro in contanti. Stando al racconto della vittima, c'era un complice ad attenderlo a bordo di un'auto nera con cui si sono poi allontanati. E poi a Quinto invece questo inizio d'anno è all'insegna dei furti, diverse le segnalazioni, tutte per abitazioni a ridosso della Nualese. Abbiamo sentito il sindaco. Queste sono le ultime immagini pubblicate sui social dell'ennesimo furto in casa a Quinto. Infissi forzati, appartamento sottosopra e alla fine pure l'auto acquistata da meno di un anno sparita dal garage. Il tutto in questa via a ridosso della Noalese, a 2 passi dal municipio del paese.
La denuncia, oltre che ai carabinieri, è stata fatta via Facebook nel tentativo di recuperare almeno il veicolo, ma anche per avvertire vicini e compaesani della quantomeno sgradita visita di ieri sera. Subito si sono scatenate le reazioni, ma anche altre segnalazioni di furti. E se queste immagini riguardano un condominio di via Ungaretti, altre indicazioni danno via Matteotti nel mirino dei topi d'appartamento. Una comunità sotto assedio, il tenore dei commenti digitali, alla quale il sindaco non si sente di dar torto. Purtroppo sì, questi brutti eventi si stanno ripetendo e da parte nostra la massima solidarietà alle famiglie colpite, perché immagino che essere turbati nella quiete familiare sia la peggior cosa che possa succedere. Sindaco che sostiene il controllo di vicinato, anche se nel caso di via Ungaretti a quanto pare non ha funzionato. Sicuramente non è che questa sia la medicina a tutto, è un aiuto e quindi l'incentivo è che le persone continuino a segnalare. Dal Comune l'annuncio che il nuovo anno porta diversi interventi per rafforzare la sicurezza in paese. Cosa fa il sindaco di Quinto per la sicurezza dei propri cittadini? Allora, a brevissimo riusciremo a incrementare il numero dei vigili portando a 4 unità su un territorio di 19 km quadrati e 10.000 abitanti. E un'altra cosa molto importante, riusciremo a mettere delle nuove telecamere per controllare i punti più sensibili. E non è finita, perché i ladri nella notte hanno preso di mira anche l'asilo Vittoria di via Selvatico a Roncade, dove i malviventi, dopo aver forzato una porta della palestra, sono entrati nell'istituto rubando 2 computer portatili, una macchina per il caffè e una macchina fotografica. Per assicurarsi di non venire identificati hanno anche portato via il registratore collegato all'impianto di videosorveglianza. Ingenti i danni anche agli infissi. Grande impressione in paese, dove alcune associazioni si stanno già muovendo per ricomprare le apparecchiature rubate. Ora torniamo alla rivolta dei sindaci contro il decreto Salvini. Interviene in un duro commento il governatore del Veneto Luca Zaia: democrazia e rispettare le leggi dello Stato. Che qualcuno possa avere opinioni diverse ci può anche stare, no? Siamo in democrazia, c'è la libertà di pensiero in questo Paese, ma che poi l'obiezione di coscienza arrivi al punto tale di non applicare le leggi, dico che questo è grave, è gravissimo. Dura la reazione del presidente veneto Luca Zaia nei confronti dei sindaci che nei giorni scorsi hanno annunciato la loro intenzione di non applicare il decreto sicurezza del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il governatore rovescia l'accusa di mancato rispetto della democrazia che i primi cittadini muovono al leader leghista. La democrazia, ricorda, si esprime con le leggi e le procedure parlamentari, non annunciando atti illegali. Si invoca tanto il popolo, si fa tanto riferimento alla democrazia quando il popolo sceglie qualcuno a rappresentarlo e questo qualcuno fa un decreto e lo approva seguendo le procedure di legge, poi chi invocava il popolo dice che il popolo di fatto non conta più niente. Disapplicare una legge che non piace equivale a violarla con tutte le conseguenti responsabilità, ammoniscono intanto da Palazzo Chigi. Non conosco nel dettaglio le conseguenze giuridiche previste in caso di mancata applicazione del decreto da parte dei sindaci, chiosa Zaia, ma come presidente di regione ho ben chiaro cosa accadrebbe a me se mi comportassi allo stesso modo. Io non sono un esperto, ma so che se io non applico una legge mi mandano a casa. Vorrei capire cosa accade per chi non applica le leggi nei comuni. Comunque si commette un'illegalità. Tu le leggi le puoi impugnare, le puoi discutere, le puoi ovviamente far diventare elemento di contrapposizione nella discussione, ma le devi applicare. La legge è legge, punto e basta. Ma proprio contro il decreto Salvini il Partito Democratico di Treviso è pronto a promuovere ogni iniziativa di protesta e ha annunciato per il prossimo 12 gennaio una mobilitazione contro la legge di bilancio. Qualsiasi iniziativa che venga presa dalla disobbedienza esplicita dei sindaci di Napoli e di Palermo al tavolo che l'ANCI intende mettere in piedi con il governo, iniziativa rivolta a cambiare questa legge, noi la accogliamo favorevolmente. La disobbedienza di alcuni sindaci che si stanno opponendo all'applicazione del decreto sicurezza è un assist al Partito Democratico che sta vivendo uno dei momenti più critici dalla sua fondazione. Abbiamo pagato i nostri errori e l'abbiamo capito. Detto questo però è evidente che questa legge di bilancio è fuori da qualsiasi logica, non risponde alle esigenze reali dei territori, risponde soltanto a ragioni di consenso elettorale. E così anche il PD trevigiano serra i ranghi e si prepara alla mobilitazione generale programmata per il prossimo 12 gennaio a livello nazionale contro la legge di bilancio giudicata senza visione né strategia, che nella Marca si tradurrà con una quindicina di presidi a Treviso, Castelfranco e in alcuni piccoli centri come Maserada.
Noi contestiamo fortemente questa legge di bilancio, la consideriamo una vergogna nazionale sia sul piano del metodo, che è una chiara violazione alla legalità costituzionale, visto che è stata approvata senza discussione in commissione, con 3 voti addirittura di fiducia posti dal governo, e sul piano del metodo. Reddito di cittadinanza e quota 100, tagli ai servizi sociali, alla spesa corrente dei comuni, agli investimenti per le infrastrutture e le scuole. Nel mirino della protesta una contestazione a tutto tondo contro la manovra che, spiega Zorzi, aumenta la pressione fiscale per le piccole e medie imprese, aumenta le tasse per il volontariato, esclude i giovani e ipoteca il futuro del Paese con una previsione di aumento dell'IVA che brucerà i consumi delle famiglie. Restiamo in area, diciamo, perché il Partito Democratico con l'ex vice sindaco Grigoletto contesta fa un proprio bilancio del periodo natalizio in città, contestando le scelte della maggioranza. Treviso natalizia, un'esperienza da cancellare secondo le opposizioni in Consiglio Comunale. Tante le voci critiche per il mercatino della Loggia ai 300, teloni tra gli archi, per lo più con colori ben visibili, che coprono la bellezza di uno degli angoli più suggestivi della città. Ma il Partito Democratico va oltre e, criticando il tanto paventato rilancio dei quartieri, che si è tradotto in alberi natalizi di dubbio gusto, punta il dito su Piazza Borsa e la vistosa quanto ingombrante copertura della pista di pattinaggio, che obiettivamente poco ha a che spartire con gli altri spazi, evocando più che il Natale un mini capannone industriale. Ma quello che fa inorridire maggiormente è la registrazione che parte dalla statua di Mario del Monaco, per Grigoletto tutt'altro che un atto d'amore e di cultura per il grande tenore. Io penso che il povero del Monaco si stia rigirando nella tomba, la famosa, mi viene in mente l'adagio veneto cantata dell'Ubriaco, sinceramente è abbastanza squallida come iniziativa, non credo che Treviso abbia bisogno appunto di questi quadretti che sinceramente mi sembrano abbastanza pittoreschi se non grotteschi. E se proprio si voleva far cantare del Monaco, prosegue il consigliere, ci sono tante altre possibilità che non quella di infastidire e imbarazzare chi vive e lavora attorno alla piazza e che puntualmente a mezzogiorno si deve sorbire il vincerò e un amore così grande fino alla nausea. Ma è solo l'esempio, secondo Grigoletto, di un'amministrazione con poche idee e ben confuse, e non solo sulla cultura. Si sta cercando probabilmente di attrarre un po' l'attenzione con queste iniziative, magari forse anche a costo zero, però di bassissima qualità, mi verrebbe da dire anzi di bassissima lega. Intanto l'emergenza freddo, con la colonia di mercurio scesa anche a meno 4 gradi, e sono 5 i senza tetto indirizzati ieri dai servizi sociali del Comune di Treviso all'ex caserma Serena di Dosson, dove sono stati allestiti 20 nuovi posti letto, mentre i dormitori notturni di via Pasubia e via Risorgimento, che offrono complessivamente 26 posti, sono già al completo dopo 2 giorni dall'attivazione degli ulteriori posti voluti dal Comune in collaborazione con Prefettura e Società Nova Facility. Si hanno già i primi riscontri, anche perché di questa opportunità sono state informate anche le associazioni del territorio che operano nel settore. L'ingresso all'ex Serena è possibile ogni sera dalle 19 alle 21 fino alla fine di febbraio, funzionante anche il servizio mensa. Ci sono poi buone notizie per la famiglia trevigiana bloccata in Thailandia in queste ore per l'arrivo di uno spaventoso ciclone. Nelle ultime ore il viticoltore Alessandro Botter, vediamo pure le immagini, lì in vacanza con la moglie e le 3 figlie, ha aggiornato sulla situazione, eccolo qui, lo vedete in questo post, raccontando, come si vede poi dagli scatti che ha pubblicato, come siano riusciti a lasciare Phi Phi Island e raggiungere Phuket, dove tutto sembra più tranquillo. Nel loro villaggio avevano iniziato a tagliare i rami preparandosi all'arrivo devastante della tempesta, ma le previsioni per le prossime 36 ore, a dire il vero, sono in miglioramento, e così Alessandro Botter, dicevamo lì in vacanza, come vedete ha documentato il salvataggio, ecco, così lo possiamo definire, suo e della propria famiglia, e ora sono al sicuro. Il bilancio 2018 della Polizia Stradale di Treviso, multe in aumento per velocità e uso di droga alla guida.
Più pattuglie in strada, più controlli e quindi più infrazioni rilevate, oltre 15.000. Una radicale riorganizzazione interna, non certo un aumento di personale sempre risicato, ha permesso alla Polizia Stradale di Treviso di aumentare del 20% rispetto al 2017 le uscite sul territorio e così anche le multe. 624 nel 2018 le patenti ritirate, 23.300 i punti decurtati. Spiccano le infrazioni legate alla velocità praticamente raddoppiate e i casi di conducenti trovati positivi agli stupefacenti, più 35%. Stabile il numero delle multe per uso del telefono, 622, ma solo perché l'accertamento è molto complesso. In realtà la distrazione alla guida a causa degli smartphone dilaga. Analizzando questo bilancio direi che è assolutamente prioritario concentrarsi sulle distrazioni alla guida, perché sono, come ho detto, per noi causa di incidente in percentuale elevatissima, e assolutamente insistere sul controllo dello stato dei conducenti, perché abbiamo riscontrato che in una percentuale elevatissima degli incidenti mortali di questa provincia l'incidente mortale è legato a un'alterazione alla guida, cioè abbiamo addirittura un 30% che significa un incidente mortale su 3 è causato da alcol o droga. Sono stati 24 gli incidenti mortali rilevati dalla Polizia Stradale, 2 di meno le vittime rispetto all'anno prima. La distrazione è all'origine della metà dei sinistri. Fondamentale quindi l'educazione stradale, 15.000 le persone coinvolte nel solo 2018. Quanto ai mezzi pesanti, la cronaca degli ultimi mesi ha spinto la Polstrada a potenziare ancora di più le verifiche sui tiri italiani e stranieri, 412 le infrazioni. Pareva assolutamente legittimo e giustificato un incremento in tal senso, visti i fatti di cronaca recente che hanno fatto anche un certo clamore, e da questo punto di vista l'impegno sul controllo al pesante è assolutamente notevole. È un settore comunque dove le sanzioni avvengono e sono abbastanza consistenti. Vigili del fuoco impegnati fino a tardi ieri in via Papa Sarto a Barcon di Vedelago per l'incendio che ha interessato intorno alle 22, lo vedete, un garage in costruzione. Sul posto squadre dei Vigili del fuoco di Asolo, Montebelluna e Treviso. Gravi danni riportati dalla copertura dell'edificio da cui sarebbero partite le fiamme. Le cause sono ancora in corso di accertamento, anche se si propende per un cortocircuito elettrico. Tezze di Piave in lutto per la scomparsa ieri sera all'età di 101 anni di Arcangelo Baseotto, per tutti il bersagliere del Ghibli, il vento di Libia, ma soprattutto l'italiano che ha fatto la barba alla volpe del deserto. Ma io gli dicevo: papà, guarda che è morto un signore da San Michele e aveva 96 anni, e lui mi diceva: però che bella età, tu parli, gli dicevo, che ne hai 101? Cosa vuol dire? Ce ne sono tanti anni davanti. Stava tutta in questo aneddoto, la voglia di vivere di Arcangelo Baseotto, che si è spento ieri pomeriggio all'età di 101 anni. Una vita tra barbe e capelli, nella sua Tezze, a 2 passi dal Piave, salvo il periodo militare, coinciso con la Seconda Guerra Mondiale. Arcangelo lascia il fiume sacro per finire in mezzo al deserto. Libia, il fronte, prima destinazione Tripoli. Tanti i veneti e trevigiani destinati in quell'inferno di sole, sete e sabbia. E poi gli attacchi degli inglesi, ma soprattutto il Ghibli, la micidiale tempesta del deserto. Ed è durante un momento di riposo tra questi eventi che proprio dalla sabbia spuntò la volpe che gli cambiò la vita. Un'auto militare e si fermò accompagnata da un tenente del Trentino che faceva da interprete, e si è fermato e ha chiesto a mio papà, visto che stava lavorando tagliando dei capelli ai commilitoni, se poteva fare la barba al feldmaresciallo. Edwin Rommel che si fidava del rasoio di un soldato italiano. Una cosa impensabile, ma anche un gesto di grande fiducia per i nostri uomini, soldati di un esercito con pochi mezzi e una pessima organizzazione. Un rito, quello della barba, che si ripeté più volte in quei giorni di Tobruk. Questo è diventato un orgoglio per mio papà, aver avuto questa esperienza, perché non tutti l'hanno avuta in prima persona, a toccare il viso di questo feldmaresciallo che dopo è diventato famoso con il tempo. Una vicenda che segnò Arcangelo per tutta la vita e che gli salvò anche la vita, una volta tornato a casa nei giorni bui dopo l'8 settembre del 43. Tedeschi che volevano informazioni sui partigiani di allora, dove andavano in cerca di un capo partigiano. E allora hanno fermato mio papà, allora gli ha detto che lui ha avuto la fortuna di tagliare la barba a Rommel. Come che ha nominato Rommel si sono messi sull'attenti.
E come per ogni notte che finisce con la luce del giorno, anche il buio della guerra svanina la voglia di ricostruire, di vivere la vita senza però dimenticare il passato. Sarà per questo che Arcangelo ha partecipato fino ai 99 anni ai raduni dei suoi bersaglieri e in questo suo insegnamento il ricordo che gli ha tributato il presidente del Veneto Luca Zaia, perché solo chi ha visto la morte in guerra ha amato fino all'ultimo respiro la sua vita. Straordinario ricordo di Lucio Zanato, ci fermiamo qualche istante, poi vedremo in anteprima le immagini del Panevin di Arcade. C2. Torniamo in diretta al telegiornale di Treviso, ora sul Grappa, dove spesso i telefonini non funzionano ed è un problema anche per i soccorsi. Monte Grappa, silenzio, un silenzio che a volte può uccidere. Soccorsi a rischio, com'è possibile che nel 2019 i 3/4 del Monte Grappa non abbiano copertura telefonica? A porci la domanda un nostro telespettatore che ha sollevato una questione ormai annosa, una questione venuta a galla dopo il decesso di un escursionista che forse avrebbe potuto essere salvato se i soccorsi fossero arrivati in tempo. Invece in quell'occasione l'assenza totale di segnale sul massiccio ha impedito un intervento immediato dei sanitari. E pensare che è dal 2016 che l'Unione Montana del Grappa ha in piedi il progetto di posizionamento di 5 ripetitori. Finalmente siamo arrivati al dunque, i lavori sostanzialmente sono partiti, abbiamo fatto tutta la parte relativa allo sminamento che è una cosa assolutamente indispensabile per poter accedere ai cantieri, dopodiché adesso in questi giorni partiranno effettivamente i lavori con ruspe e quant'altro. Tempi? Così come da cronoprogramma io auspico che per giugno riusciremo a chiudere assolutamente i lavori. Lavori che purtroppo sono iniziati con più di 2 anni di ritardo a causa della solita burocrazia. Non è possibile che ci servano 2 anni e mezzo per poter riuscire a mettere in piedi un cantiere. È un'infinità enorme di tempo, è molto di più di quello che effettivamente poi materialmente serve per assolvere a questo compito, a creare i presupposti. A mettersi di traverso anche i comitati di ambientalisti che hanno avviato una raccolta firme contrarie alle antenne sul Grappa e qui Mares non usa mezzi termini. Sono persone che magari amano anche la montagna fin tanto che però non ne hanno bisogno del telefonino e fa comodo anche fare la parte diciamo dell'ambientalista e quant'altro. Municipio di Cornuda tappezzato di manifesti contro il sindaco Claudio Sartor, colpevole, sapete, nei giorni scorsi di aver difeso i botti di fine anno, colpevole secondo alcuni che non condividono la sua idea, ad affliggerli gli attivisti di 100% animalisti che hanno inteso così difendere i diritti degli animali, a non venire spaventati dalle esplosioni che caratterizzano la notte di San Silvestro. Le tradizioni sbagliate e dannose vanno eliminate, questo dovrebbero capirlo anche a Cornuda, dicono i militanti che hanno pubblicato l'azione nel loro sito applaudendo ai primi cittadini che invece i botti li hanno banditi con un'apposita ordinanza. A proposito, animali scappati a causa dei botti o nel gran via vai delle feste di questi giorni, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di proprietari in apprensione per cani e gatti spariti. Vi mostriamo le loro foto nella speranza che qualcuno possa averli visti e contatti nella nostra redazione. Il giorno di Natale è sparito in zona Asolo questo cucciolo di bovaro del Bernese di appena 5 mesi, lo avete visto, invece un gattino Coco di 6 mesi è scomparso poco prima di Natale in via Monsignor Zanatta Villorba. Buone notizie infine per la cagnolina Maia, l'ultima che avete visto, scappata in zona Piazza Tobaggi a San Biagio di Callaltra la notte del 31 dicembre, poi è stata ritrovata. Ora vi mostriamo in anteprima le immagini del Panevin di Arcade, l'accensione nelle prossime ore, la legna di catasta supera i 10 metri. Tutto pronto ad Arcade, domani come di consueto si brucerà il Panevin. Per la 52esima edizione si stanno ultimando gli ultimi preparativi. La catasta di tralci di vite ha superato i 10 metri, sarà il Panevin più grande di tutta la marca. Una festa studiata nei minimi dettagli anche sotto l'aspetto della sicurezza, visto il gran numero di partecipanti. Chiaramente tutti gli accessi, sapete già, comunque sono tutti sbarrati. Abbiamo ovviamente carabinieri, polizia, abbiamo volontari carabinieri, abbiamo 30 uomini del servizio radio degli alpini di Treviso, più i miei alpini. Quanta gente è attesa?
Beh, lo scorso anno abbiamo avuto sui 6.000 presenze, 6.000 presenze, quest'anno conterei di fare il botto, spero che vengano almeno 10.000 persone. Chi lo accenderà questo panevin? Da quasi 20 anni, forse anche più, io e Zaia. Per quanto riguarda la polemica di chi come ogni anno si è scagliato contro l'inquinamento prodotto dai roghi dell'Epifania, il sindaco tende a sdrammatizzare. Beh, io credo che questa comunque sia un'ipocrisia che ogni anno si ripete, non penso che il mio panevin che espone PM10 per un danno all'umanità per tutto l'anno solare. Il sindaco ci tiene a sottolineare che di panevin ad Arcade ce ne sarà solo uno, chi lo realizzerà dovrà fare molta attenzione. Assolutamente sì, perché c'è un'ordinanza ormai che vige da diversi anni che vieta a chiunque di fare accensioni al di fuori di questa. L'ammenda prevista è dai 25 a 500 euro. Le fiamme del falò, su cui la sera del 5 gennaio vengono distrutte simbolicamente le sfortune del passato, fa tenere tutti con il naso all'insù per osservare la direzione delle faville che si levano dal cumulo di sterpi e legno per riuscire a capire che anno ci aspetta. Ma io mi auguro che quest'anno, visto che sono andati a mattina quasi tutti gli anni, che vado una sera, che tempo entra galliera. Vedremo domani dunque. Intanto sono centinaia, l'avete anche capito, ormai lo sapete, i fuochi che arderanno domani sera. Siamo andati lungo il Sile per incontrare alcuni protagonisti alle prese con quello che da sempre è un vero e proprio rito delle nostre comunità. Vorrei dire che sono anche più di 30 anni, perché è cominciato dentro dove avevamo i capannoni adesso, dove c'è la struttura della sagra. Lavorano i trevigiani per il loro panevin, piccoli e grandi, ma tutti pronti ad ardere domani sera, 2 ore dopo l'Ave Maria. Perché quella che oggi è una festa, un tempo era un vero e proprio rito. Radici profonde che vanno ben oltre il cristianesimo, fino ai nostri avi paleoveneti, che accendevano i fuochi nella notte più lunga come preghiera laica verso il sole, perché torni a splendere dell'estate. Ecco da dove arriva la voglia che spinge questa gente ogni inizio anno a recuperare ogni scarto delle siepi, i vecchi bancali, per poi passare la giornata ad accatastare il tutto nella consapevolezza che domani sera la loro fatica diventerà cenere. Che cosa deve insegnare ai giovani che lei vuole portare qua? Ma i giovani che vengono di qua, insegnare cosa? Insegnare intanto le tradizioni, che le tradizioni non devono essere buttate via, anche perché ormai ne restano pochissime. Perché in questa modernità forse il nuovo Dio da invocare è quello dell'aggregazione e delle comunità. È anche una ricreazione, un'agglomerazione per i ragazzi che ho qua, la gente che ha 40 anni, che ormai si stanno perdendo in giro con i telefonini di bar e qua e là, almeno qua passano 2 o 3 giorni in compagnia, ci divertiamo, i bambini ci vogliono bene, qua sabato sera io so che ci sarà un sacco di gente e va bene così. 19.58, tra poco, pochissimo, cioè 20:10, ospite sui temi d'attualità l'ex viceministro all'economia Enrico Zanetti. Con lui scopriremo qualcosa in più sulla legge di bilancio appena approvata e altri temi di attualità. Adesso vi lasciamo alle immagini di uno dei presepi in mostra alle Case Piavone, organizzata dal gruppo Mostra Gruppo Folcloristico Trevigiano. A descriverlo è lo storico presidente Franco Grespan, per un'ambientazione davvero particolare, quella di una postioma che non c'è più. E poi il meteo. Grazie, buona serata. Siamo alle Case Piavone e in occasione del Nadal abbiamo raccolto un po' dei presepi. Questo che vi presento merita tanto perché è attraverso il nostro caro amico Paolo Morao da Postioma, che si ricordava di un vecchio borgo del paese che adesso non esiste più. Attraverso la passione del suo papà Angelo, appunto Paolo ha fatto questo presepio che merita, perché è il cielo, la notte, la campana che suona, è bello da vedere, ecco. E ora io ringrazio, e nell'occasione ringrazio tutti quegli altri che ho visto, che gli hanno messo passione per fare i presepi, e vi ringrazio, dico, bisogna tenere duro le nostre tradizioni, perché per insegnargli appunto ai tosatei come che si viveva una volta con semplicità, ecco. Vi ringrazio e chissà che se vediamo per il panevin. Late in time, behold him come, offspring of the Virgin's womb. De Fabio
Fabbri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni nella giornata del 5 gennaio. Sul Veneto, la costanza e presenza dell'anticiclone garantirà un tempo per lo più stabile. Tuttavia, al mattino non si escludono foschie e nebbie sulle pianure, ma in rapido dissolvimento. Più sole altrove con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime comprese tra i meno 4 e meno 1 gradi, massime tra i 4 e 5 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la situazione non cambia di molto. Anche sulla nostra regione infatti sarà il sole a prevalere con il cielo che si presenterà poco nuvoloso su tutti i settori. Non si escludono degli innocui addessamenti sulle coste. Temperature minime tra i meno 3 e 0 gradi, massime oscillanti tra i 3 e i 5 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica nel Trentino Alto Adige. Bel tempo ovunque con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo infatti si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutti i settori. Locali nevicate a bassa quota sulle Alpi di confine. Temperature minime comprese tra i meno 3 e meno 1 gradi, massime tra i 7 e 8 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. De Fabbri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie.